587.000 euro per la nuova piazza Rinaldi, o meglio per un progetto che parte dal Ponte de Pria e arriva fino alla pescheria. È quello delle isole, tant'è che oggi il sindaco, presentandolo, è incorso in un involontario lapsus. L'isola della pescheria, perché proprio... Per la pescheria? Scusate, l'isola della Rinascita, qua c'è scritto nel comunicato stampa l'isola della pescheria, invece è l'isola del Palazzo Rinaldi. Sì. Che peraltro conferma come Treviso sia un insieme di meravigliose isole in parte ancora da scoprire, anche dai primi cittadini, come per il giardino di Palazzo Rinaldi. Sì, lo confesso, era proprio appunto un luogo insolito, un luogo dove magari ci si ferma pensando che sia proprio proprietà privata, anch'io mi fermavo. Il progetto prevede un itinerario che parte da queste scalette, passa attraverso il giardino della sede comunale che sarà aperto al pian terreno per il passaggio da e per la rinnovata Piazza Rinaldi. Dentro il palazzo, dove ora ci sono gli uffici di urbanistica, arriverà la biblioteca dei ragazzi, mentre fuori 3 alberi e un adeguato arredo urbano saranno il nuovo volto della piazza. Niente grandi stravolgimenti però, niente erba al suolo, ma ciottolato sostanzialmente come adesso, con 2 parti lastricate per il percorso disabili, che proseguirà verso Riviera Comisso per raggiungere l'altra isola, quella della pescheria. L'idea è quella di tornare alle piazze di un tempo, tra palloni e gioco del campanon. Io penso che quando noi restituiremo questa piazza alla gente e ai bambini, loro sapranno cosa farci, saranno loro la nostra guida, per cui potrebbe anche essere che ci sia un pallone che salti in giro.